quanche duci res dagli amoreos, che erin a sta di là dal Jordan, a Mont, e duci res dai cananeos, che erin a sta in face dal mar, a venirin a sapere che il Signor aveva suiades lisagis dal Jordan, denand Israel, fin quanche noi erin passas duc, si sentirin a dispicciarsi il cur e a pierderin tutto il coraggio che avevin davanti a Israeliti. Tal frattemp, il Signor gli diceva a Giosuè: fasiti curtis di classe spicciats e torne a circuncidi Israeliti per seconde volte. Giosuè al preparà i curtis di clap e al circuncidè Israeliti sul ciuc di Aralot. Il perché che Giosuè al fasè queste circuncisione alle chest. Duci maschios che erin saltats fur dall'Egitto in grado di poter portarsi une arme, erin muarts dal desert, per strade, dopo che erin saltats fur dall'Egitto. Sì che dunque, tutte queste int saltate fur, ere state circoncidude, ma la int nassude dal desert, per strade, dopo che erin saltats fur dall'Egitto, non juvevin circonciduts. Perché che, per 40 anni, Israeliti avevin torsionat pal desert, finché tutte la int non ere muarte. Vadì, duciu gli oms saltats fur dall'Egitto in età di poter combatti. Non avevin voluto ascoltare la voce dal Signor, e il Signor aveva giurato che non juvares lascias vio di la tiere che aveva giurato ai loro vons, di danuse a no. Un'etiere la cascorin a rius, lat e mil. Rivuart ai loro fis, iu mette in pen di loro, e a son che Giosuè iu ha circonciduts. Non erin innanzi mo circonciduts, perché che non avevin arrivato a circoncidio per viaggio. Finì di circoncidi tutte la int, si fermarin sul puest, dal campamento, finché fuori in Buariz. Allora il Signor gli disse a Giosuè: voi usai tirat via il disonor dall'Egitto. Alle perché che metter in nome di quel luc Galgale, finti in di voi. Israeliti si camparin a Galgale e lì a faserin la Pasche, ai cutuardis del mes, sore sere, te plane di Jeric. Tal'indoman de Pasche a mangiarin la robe di chetiere, pan cence levan e spis brustuliz, in che stesse dì. Tal'indoman che avevin mangiate robe di chetiere, no colà atri la mane. Israeliz che non avevin plui la mane, a mangiarin in che lan robe de tiere di Canaan. Giosuè, che l'ere donge di Jeric, all'alciai voi e al viodè un uomo impilat denan di lui, con la spada sfodrada in man. Giosuè le donge e i disè: sei tu con no o quintri? E rispondè: po no, io o so il sorestan de schiris dal Signor, e o so arrivati in questo momento. Giosuè si buttà con la muse partiere, lo adorà e gli disè: c'è disi al mio Signor al so famei. Il sorestan de schiris dal Signor gli disè a Giosuè: diaviti sandui dai pis, perché che la tiere che tu balinis ai è sante. E Giosuè al fasè così.